Allora Adriana, terza vittoria per il Vittorio Veneto in questa nuova Serie B, come la vedete? È stata una vittoria difficile, venivamo da un mese di stop, quindi era difficile oggi entrare in campo con giusta concentrazione e comunque ritornare a esprimere il nostro gioco. Abbiamo sofferto i primi 20 minuti, poi pian piano siamo riusciti a trovare il nostro gioco, le nostre azioni, infatti siamo arrivati al gol. E secondo tempo abbiamo sofferto, però è importante portare a casa il risultato in queste partite difficili. Come ti trovi là davanti quest'anno? Perché innanzitutto c'è Diego Bortoluzzi in panchina, innanzitutto questo, poi ti sta facendo fare qualcosa di nuovo magari? Sì, è stimolante avere un mister come Diego, perché sappiamo tutti l'esperienza che ha a livello internazionale, quindi ci spiega cose che per noi se non avevamo mai sentito, quindi sono interessanti tutti gli allenamenti, diamo intensità massima a tutte le sedute, quindi penso che i risultati si stiano vedendo anche in campo. Infatti proprio così si vede un bel gioco, un buon gioco da parte vostra, l'impegno costante come ci avete sempre messo. E domenica prossima si gioca ancora in casa contro la Novese. Sì, siamo ancora in casa, è il nostro campo, quindi qua ci teniamo sempre a far bene e speriamo di mettere in campo una prestazione migliore rispetto a quella che abbiamo fatto oggi e di fare un gioco migliore. Allora Giulia, terza vittoria su 3 partite per il Vittorio Veneto, porta inviolata, ricorda un po' un aneddoto dell'annata della promozione in Serie A. Sì, oddio, non ci voglio pensare, perché noi affrontiamo ogni partita come se fosse l'ultima, perché è quello che ci serve per raggiungere i nostri obiettivi. E siamo contente perché comunque, nonostante la difficoltà di questa partita, che sicuramente si è dimostrata, perché il Perugia è una squadra ostica, lo è sempre stata fin dagli anni addietro, però siamo contenti perché giriamo bene in difesa. Io mi sento tranquilla, ho 2 forze della natura davanti, 3 con Giada che però è giovane, quindi ha solo margine di crescita, e sono felice. Sono stati 2 momenti decisivi nel primo e nel secondo tempo dove Giulia Reginato ha sfoderato il meglio. Sì, io quello che posso dare alla squadra cerco di darlo, non sempre magari mi riesce, però fortunatamente loro hanno avuto 2 occasioni e due occasioni sono riuscita a sventarle. Poi diciamo che è andata bene perché poteva andare come è andata o poteva andare diversamente. Vediamo le cose come stanno, quindi il Vittorio porta a casa i 3 punti. Era un mese che non si giocava, 3 mesi più o meno in totale con mister Bortoluzzi in panchina. Facciamo un piccolo bilancio, visto che te vedi da dietro un po' tutto. Beh, io dalla settimana dopo che abbiamo iniziato gli allenamenti mi sono già accorta che la squadra girava in maniera diversa. Lui è un professionista, lo ha fatto di lavoro e si vede tutto. Ci dà insegnamenti a partire da me e Alice, arrivando davanti alle punte, e tutti insegnamenti giusti che noi cerchiamo di mettere in atto allenamento su allenamento, e ovviamente dopo si vedono i risultati la domenica. Io posso solo dire che sono contenta di avere lui come allenatore, perché avevamo bisogno di stimoli nuovi e lui è sicuramente uno stimolo molto molto grande, quindi speriamo di continuare così e incrociamo le dita. Allora mister Bortoluzzi, terza vittoria in 3 partite per il Vittorio Veneto, oggi davanti al proprio pubblico ha espresso il proprio gioco, ha trovato il gol verso il finale del primo tempo e poi ha gestito. Ma insomma, è stata una partita sofferta perché avevamo davanti una squadra molto aggressiva che difatti aspettavamo una partita del genere, perché avevo detto alle ragazze che mi aspettavo una partita difficile ed è stato così. La cosa buona è che un'altra volta abbiamo fatto gol su un'azione ormai che è la nostra caratteristica, e anche stavolta ci ha portato al gol. Abbiamo sofferto, non abbiamo preso gol, e questa è un'altra nota molto importante per la squadra, perché rimanere a 0 gol subiti è tanta roba. E poi sì, dai, la partita ha avuto diversi momenti, certi momenti abbiamo sofferto, altri momenti potevamo creare di più, abbiamo sbagliato un pochino troppo in fase di ultimo passaggio, però insomma avevamo davanti una buona squadra, quindi tutti contenti.
Ecco, proprio su queste due cose, peccato non averla chiusa e un complimento comunque alle ragazze perché ti stanno ascoltando. Sì, peccato non averla chiusa prima perché francamente avevamo avuto la possibilità di farlo e abbiamo sbagliato in fase di ultimo passaggio. E che mi stiano ascoltando le ringrazio anch'io perché hanno sempre grande disponibilità e grande impegno negli allenamenti, quindi mi sento in dovere di ringraziarle per quello che fanno e io ci metto il massimo del mio impegno e loro altrettanto. Se questi sono i risultati dobbiamo continuare in questa maniera. Siamo con il mister del Perugia Damiani. Allora mister, un buon Perugia ai primi 20 minuti, ha poi contenuto come poteva il Vittorio Veneto, perché il Vittorio Veneto poi ha preso in mano il campo. Nella seconda frazione ha potuto gestire al meglio la palla, però le conclusioni alla fine in porta, dentro la porta non sono arrivate, non è arrivato il gol del pareggio, insomma. Sì, è quello che ci è mancato. Ci è mancato esclusivamente il gol del pareggio. Io faccio un grandissimo applauso alle mie ragazze, sono state eccezionali. Hanno lottato fino all'ultimo minuto, sono state in partita, non era facile rientrare dopo aver preso un gol nell'ultima azione su una mezza disattenzione della nostra fase difensiva, a cui faccio i complimenti perché hanno tenuto botta contro una squadra di valore che sicuramente farà un campionato di vertice, ma c'è tanto rammarico. Quello che ci è mancato, ripeto, è stato il gol e io alle ragazze devo dire soltanto brave. Sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto, sono sicuro che da qui possiamo continuare per andarci a giocare le restanti partite del campionato a testa alta, a viso aperto, non avendo paura di nessuno e prendendo quanto di buono questa partita ci ha fornito. L'avevamo preparata bene nei minimi dettagli, le ragazze sono state bravissime a mantenere la concentrazione giusta, le distanze giuste, ci ha punito quel mezzo errore che ci siamo accorti che non dobbiamo comunque concedere, anche se a lungo andare contro una buonissima squadra come questa del Vittorio Veneto ci sta. Non aver concesso nient'altro che quell'occasione in trasferta contro la capolista è sicuramente segno di grande personalità, di grande capacità tecnico-tattica fisica e quindi ripeto, devo fare soltanto i complimenti alle nostre ragazze. Mettiamo in tasca questa amarezza e ripartiamo ancora più convinte da martedì perché ce la possiamo giocare. E complimenti comunque al Vittorio Veneto perché ha dimostrato di essere una squadra di valore, ma noi abbiamo tenuto testa e veramente sono strasoddisfatto delle ragazze. Manca il risultato, ma arriverà, perché se continuiamo a giocare così, con questa caparbietà, con questa conoscenza di gioco, con questa determinazione, sarà impossibile non ottenerne. E difatti si è visto anche dalla tribuna tutto ciò. E un'altra cosa, mister, per 90 minuti hai caricato sempre, costantemente le ragazze. Sì, questa è una caratteristica di questo gruppo. Siamo un grande gruppo e quello che trasmettono a noi dello staff, alla società è trascinante e quindi ti viene proprio la voglia di giocare con loro. Essere insieme a tutta la panchina il 12° uomo in campo e devono sentire che il lavoro che noi facciamo in campo riescono a riportarlo bene. Quindi sì, è vero, a volte sbraito e mi agito tanto, ma perché vorrei trascinarle come loro trascinano noi.